Sono stati autonomia e inflazione i due temi al centro di Confapi Summer Nights, il tradizionale incontro estivo dell'associazione tenutosi all'ex Foro Boario di Prato della Valle a Padova. Una serata che ha visto la partecipazione di più di 400 tra imprenditori e manager a rappresentare le piccole e medie imprese del territorio. Il confronto tra imprenditori è stato in primo luogo utile per smentire le tesi della BCE, secondo cui alla base dell'inflazione ci sarebbero le industrie, ritenute colpevoli di aver cavalcato con i loro prezzi di vendita i rincari di gas ed elettricità in maniera superiore ai costi. Secondo i dati di Fabbrica a Padova, infatti in un anno i margini di profitto delle aziende si sono ridotti dell'1,3%. Quello che noi sappiamo è che dall'aumento dei tassi stiamo vedendo già una regressione del PIL con difficoltà sul secondo semestre e soprattutto l'aumento dei tassi sta facendo sì che le imprese abbiano posticipato se non cancellato gli investimenti. Oggi un'azienda strutturata paga un 4,5%, un'azienda con rating più basso arriva fino al 7 e oltre, quindi dei costi che stanno diventando insostenibili per le nostre aziende. La prima cosa, che è forse la più importante, è il risultato dell'iniziativa che avevamo assunto l'anno scorso quando è iniziata la guerra in Ucraina, una raccolta fondi che ci aveva fatto portare là una serie di cose per la cittadinanza. E questa assemblea è per sottolineare ulteriormente la grandezza che sono in grado di esprimere enti come il QAM che lavorano in tutto il mondo. Anche la presentazione del libro di Zaia, che noi abbiamo deciso di collegare con l'autonomia organizzativa, perché i territori come il Veneto hanno il dovere di farsi carico di ulteriore crescita, ma possono esprimerla solo se hanno gli strumenti giusti anche dal punto di vista legislativo. L'altro grande tema della serata è stato l'autonomia differenziata, complice anche la presenza del governatore del Veneto Luca Zaia, che ha presentato il suo libro I pessimisti non fanno fortuna. La mancata attuazione dell'autonomia costa 3.819 euro a ogni cittadino del territorio, e questo perché il residuo fiscale medio del Veneto, ossia il saldo tra spese ed entrate del settore pubblico, è di meno 18,7 miliardi di euro. Una scelta di modernità, secondo Zaia, quella dell'autonomia. Una scelta di modernità per questo Paese in linea con la Costituzione, prova ne sia che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha controfirmato il disegno di legge del Governo. Ma le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale di quello che è il nostro tessuto economico del Veneto, l'80% delle imprese ha meno di 15 dipendenti, abbiamo un modello di sviluppo che non è stato fordista ma è del distretto industriale diffuso, e direi che questo Veneto debba assolutamente guardare con rispetto e anche con segno di ringraziamento doveroso nei confronti di queste tante piccole e medie imprese che hanno fatto grande il Veneto. La parte pubblica dell'incontro è stata aperta dal direttore del QAM Don Dante Carraro, che ha raccontato l'avanzamento del progetto di assistenza ai rifugiati ucraini, portato avanti anche con il contributo degli imprenditori dell'associazione. La prima parola che devo dire è un grazie infinito a Confapi, che al di là delle parole ha messo sul piatto del lavoro che stiamo facendo 20.000 euro, con i quali abbiamo risposto alla prima fase della grande emergenza, in particolare a Cernizze, dove noi abbiamo la sede più grossa di lavoro e dove c'erano circa 80-100.000 persone, mamme e bambini in particolare. E lì abbiamo dato cibo, perché avevano bisogno di cibo, abbiamo dato tende, abbiamo dato generatori per la luce, abbiamo dato coperte e abbiamo dato giocattoli per i bambini.